Sabato 6 aprile, buonasera e ben ritrovati al notiziario di prealpina.it. Un'altra tragedia familiare. Nella loro abitazione di via Sacconaghi a Gallarate, Roberto Giuliano e Nadia Gentili, marito e moglie, sono stati trovati morti dal figlio. Si tratta di omicidio-suicidio. Sentiamo Veronica De Rio, immagini di Angelo Puricelli dell'agenzia Blitz. Omicidio-suicidio a Gallarate. Una coppia di anziani è stata trovata priva di vita dal figlio venerdì 5 aprile in serata. L'uomo doveva venire a cena nell'abitazione qui dietro, a casa dei genitori Nadia Gentili e Roberto Giuliano. Ma quando ha trovato il corpo senza vita appunto dei due anziani, lei 78 anni, lui un'ottantina. A quanto risulta l'uomo avrebbe prima sparato alla moglie e poi si sarebbe tolto la vita con una pistola che deteneva regolarmente. L'ipotesi è che ci fosse all'origine una malattia, anche se non è accertata. I due non avevano dissidi, erano una coppia normale, tranquilla, che viveva fra qui e una casa di vacanza qui a Gallarate. Al momento ci sono le indagini in corso, ma pare che non ci sia nessun mistero. Sempre a Gallarate, questa mattina la famiglia Sinti ha abbandonato la casa popolare che aveva occupato dopo lo sgombero di settimana scorsa del campo di via Lazzaretto. Sul posto per noi Elisa Ranzetta, immagini dell'agenzia Blitz. Vuoto e senza più il filo volante utilizzato settimana scorsa per collegarsi alla corrente elettrica. Così sabato mattina si presentava a Gallarate l'appartamento che era stato occupato il 27 marzo scorso in una palazzina popolare da parte di una delle famiglie della comunità Sinti sgomberata da via Lazzaretto. Abbiamo lasciato l'appartamento e paghiamo per i danni che abbiamo fatto alla porta, hanno fatto sapere coloro che si erano introdotti nei locali. In giardino una porta nuova, pronta per essere montata al posto di quella tagliata per introdursi nei locali, che risultano assegnati ad una persona ricoverata da oltre un anno in una struttura riabilitativa. Sabato intanto in via Curtatone sono arrivate le telecamere di Mediaset, il giornalista Francesco De Luca e gli operatori di Fuori dal Coro hanno compiuto alcune riprese intervistati presenti per documentare il caso gallaratese, mentre sarebbe stata formalizzata la denuncia da parte di Aler per l'occupazione avvenuta 10 giorni fa. Oggi Varese si è risvegliata avvolta nel mistero. Diversi angoli della città erano tappezzati dalle immagini di un giovane del quale non si sa nulla. Il servizio. Centinaia di foto, forse migliaia. Varese, da Masnago, zona stadio scuole fino al centro, oggi si è risvegliata tappezzata dalle immagini di un ragazzo, volto sorridente, capelli raccolti, a torso nudo. Chi è? Perché sono state affisse tutte queste foto in bianco e nero? Per ora è un mistero. La polizia locale spiega di non aver ricevuto alcuna segnalazione di persone scomparse e del resto, quando ci sono segnalazioni del genere, la foto è accompagnata da un testo, un appello, con particolari sulla persona e un numero di telefono da chiamare. Potrebbe trattarsi quindi di uno scherzo oppure di un'iniziativa pubblicitaria, anche se, di nuovo, non si capisce la finalità dell'operazione. È certo invece che la massiccia distribuzione della stessa fotografia in tante zone di Varese ha creato moltissima curiosità intorno all'immagine, con i social scatenati nel tentativo di dare un nome al giovane e un senso al fatto. L'ultimo abbraccio di Busto Arsizio al suo parlamentare. Oggi in una basilica cremita il funerale di Paolo Caccia. Francesco Inguscio, immagini dell'agenzia Blitz. In una basilica di San Giovanni Gremita, Busto Arsizio ha dato l'ultimo saluto a Paolo Caccia, l'ex parlamentare ed esponente di spicco della Democrazia Cristiana, scomparso mercoledì scorso all'età di 86 anni. Moltissimi rappresentanti delle istituzioni, non solo locali, presenti ai funerali celebrati dal prevosto Monsignor Severino Pagani. Tra gli altri c'era anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Salutiamo per l'ultima volta un Bustocco vero, ha detto dal pulpito il sindaco Emanuele Antonelli, un uomo che ha saputo rappresentare la città al meglio. Paolo Caccia non sarà dimenticato. Numerose anche le associazioni che hanno partecipato alle esequie con i loro gonfaloni. La cerimonia è stata accompagnata dalle note della Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago, corpo musicale di cui l'onorevole Paolo Caccia è sempre stato sostenitore. Spostiamoci a Olgiate Olona, dove è stato inaugurato il nuovo Palasport. Ce ne parla Stefano Di Maria. Immagini di Domenico Ghiotto dell'agenzia Blitz.
Un gioiellino, una struttura avveniristica. È stato definito così questa mattina a Olgiate-Olona il nuovo palazzetto dello sport, inaugurato dal sindaco Giovanni Montano in via Diaz. Un traguardo atteso dal 2016, quando si cominciò a pensare e progettare questa struttura. Giustizia è fatta, ha detto soddisfatto il sindaco dopo il taglio del nastro. Tante generazioni di olgiatesi ci hanno sperato e oggi questa è una realtà. Ampio 1950 metri quadrati, il Palasport comprende un campo di pallacanestro e pallavolo, tribune fisse e retrattili con una capienza di 336 posti. Al primo piano ci sono una luminosa palestra e un bar, oltre ad altri spazi per il pubblico. L'edificio è dotato di accesso per disabili con comode rampe e ascensore interno. Alla festa di inaugurazione era presente la polisportiva Mago, centro di riferimento educativo sportivo costruito intorno al mondo del basket, che ha vinto il bando per la gestione. Il clima che cambia e le conseguenze di questo grande mutamento, al centro di un convegno organizzato da Comune di Varese e Camera di Commercio. Vediamo. Come il cambiamento climatico può ripercuotersi sull'ambiente e in particolare sulla biodiversità. È stato questo il cuore del convegno organizzato oggi a Varese nel Salone Estense da Comune e Camera di Commercio. Un clima in cambiamento su cui si sono confrontati diversi esperti. Alessandra Zampieri del GRC di Ispra ha richiamato le proposte della Comunità Europea, mentre la consigliera Maria Paola Cocchiere si è soffermata sulle azioni del Comune a partire dallo strumento del nuovo PGT. Agronomi e docenti infine hanno affrontato la questione da angolazioni più specifiche. A Varese, all'angolo tra le vie Manina e Valverde, una panchina viene ristrutturata e acquista così un nuovo significato simbolico, grazie al lavoro degli studenti del Liceo Artistico Frattini. Il servizio. Una nuova panchina rossa è stata inaugurata ieri a Varese davanti al Liceo Artistico Frattini. Non solo un simbolo contro la violenza sulle donne, ma una vera e propria opera d'arte nata dalla mano di Jennifer Xia, studentessa di terza G dell'istituto. Sulla panchina, come ha spiegato la giovane, è riprodotta una sorta di sindone che si può leggere da più punti di vista e rappresenta sia il male sia la speranza. Al restauro hanno partecipato anche i suoi compagni di liceo durante un progetto di alternanza scuola-lavoro. Durante l'inaugurazione, l'artista Michela Prando del centro d'ascolto EOS di Varese ha portato in scena un monologo sulla violenza di genere e all'interno dell'istituto sono stati esposti altri 10 bozzetti per altrettante panchine rosse. La scuola li ha messi a disposizione del comune qualora volesse utilizzarli in altre parti della città. Ora i temi principali che troverete sulla Prealpina in edicola domani. Sentiamo le anticipazioni da Massimiliano Martini. Buonasera, domani alle 16 al Museo del Tessile di Busto Arsizio, appuntamento dedicato ai 40 anni della Lega. Tra gli ospiti anche il ministro Giancarlo Giorgetti e il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Intanto sulla Prealpina in edicola domani un ampio racconto di Raimondo Fassa, primo sindaco leghista di Varese. Sempre sul giornale di domani tutti i dettagli sulla tanto attesa nuova sede dell'SOS Malnati, inaugurata questa mattina alla presenza delle autorità. Ampio spazio anche all'Open Day di oggi all'Università dell'Insubria, con oltre 2.200 ragazzi che hanno preso d'assalto le varie sedi dell'Ateneo per conoscere corsi di laurea e nuove opportunità. E come ogni domenica tante pagine dedicate allo sport, a partire dall'hockey con l'analisi di gara 4 tra i Mastini di Varese e il Pergine, poi tutte le anticipazioni di calcio e basket. Infine lo speciale salute in edicola con Prealpina, lo stretto legame tra l'attività sportiva e il benessere degli occhi. In chiusura lo sport, domani sul parquet di casa l'Open John Metis affronta la Gevi Napoli. Giuseppe Sciascia ci presenta il match in programma alle 16:30 a Masnago. L'Open John Metis sfida sul passato recente per blindare la sua permanenza in Serie A. Domani, domenica 7 aprile, la formazione di Tom Bialazeschi riceve Napoli dei 3 ex Markel Brown, Tariq Owens e Giovanni De Nicolao. Squadra che dopo la vittoria della Coppa Italia di metà febbraio non ha praticamente più vinto, nono posto per i campani a quota 24, terzultimo per Varese a quota 18, con la necessità di vincere in una delle due partite casalinghe rimanenti sul calendario per avvicinarsi alla fatidica quota 22 indispensabile in chiave salvezza per tenere a bada le eventuali rimonte di Brindisi, che domani ospiterà Treviso in uno scontro diretto delicato in chiave salvezza, e Pesaro di Scena a Sassari. Partita
Dalla posta che vale doppio per i biancorossi, chiamati a rituffarsi nel clima campionato per le ultime 5 partite stagione regolare, dopo la conclusione con qualche rimpianto dell'avventura in FIBA Europe Cup, divieto di trasferta per i tifosi ospiti, ma a Masnago ci sarà il solito pienone a sostenere Varese. Per ora è tutto, un augurio di serena serata e a rivederci alle 19 di domani per una nuova edizione del notiziario di Prealpina.it.